In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 2 gennaio 2025. Facciamo del 2025 l'anno del comprare siciliano. Basta lamentarsi diventi la parola d'ordine dei siciliani per il 2025. Ognuno faccia il suo possibile per la Sicilia. Quello che sicuramente ognuno dei quasi 5 milioni di abitanti può fare per aiutare l'economia e l'occupazione in Sicilia è comprare siciliano. Lo possiamo fare sempre. Quando abbiamo bisogno di acquistare un prodotto verifichiamo se esistono produttori siciliani e anche se non esistono cerchiamo negozi siciliani dove comprarlo. Catania regina del Capodanno 2025. Successo straordinario per la serata di Capodanno 2025 in Piazza Duomo a Catania in diretta su Canale 5. Uno spot eccezionale per la Sicilia e un grande successo per Mediaset. Per Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, 25.000 persone in piazza e 3.395.000 spettatori TV e ascolti del 25,3% rispetto ai 2.630.000 e il 18,1% di ascolti dell'anno passato, dimezzando la distanza dalla RAI dal 22% all'11%. 16 feriti in Sicilia per i botti di Capodanno. I botti di Capodanno hanno fatto 16 feriti, in lieve aumento rispetto ai 14 dell'anno passato. I più gravi un trentenne di Sciacca che ha perso un occhio a causa dell'esplosione di un petardo, un ragazzo ventenne di Palermo che ha perso un dito e un cinquantenne di Bronte ricoverato al centro Grandi Ustioni per una fiammata al volto. Tra i feriti in provincia di Palermo anche un ragazzino di 10 anni a Termini Imerese. Agrigento Capitale della Cultura 2025, programma il 14 gennaio. Presentato al Parco Archeologico della Valle dei Templi la campagna di comunicazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Lo slogan della campagna, in evidenza già da qualche giorno, è "Lasciati abbracciare dalla cultura". La spesa per la realizzazione e la diffusione della campagna pubblicitaria è a carico della Regione Siciliana. La presentazione del programma di iniziative il 14 gennaio a Roma alla presenza del ministro Giuli. Furto con spaccata all'Apple Store di Centro Sicilia. Incredibile furto con spaccata all'Apple Store di Centro Sicilia a Catania. Totale razzia di tutti i prodotti, iPhone, iPad, Mac e così via. I ladri hanno bloccato tutte le entrate al grande centro commerciale con mezzi pesanti rubati ad aziende della zona. Hanno poi aperto con un escavatore l'ingresso posteriore del centro Apple portando via tutta la merce. Ed hanno infine, prima di scappare, dato alle fiamme i mezzi usati per bloccare le entrate. Almaviva, nuova proposta, domani incontro romano. La cassa integrazione per 390 lavoratori Almaviva, in gran parte siciliani, scadeva lo scorso 31 dicembre. La Regione ha chiesto la proroga avanzando la proposta di impiego full time di 130 lavoratori da impiegare nelle 2 centrali operative del numero unico per le cure non urgenti 116-117, che sarà attivato nei prossimi mesi. La proposta della Regione ha determinato una nuova convocazione per domani al Ministero del Lavoro. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.